Dunque adesso vi mostro un video che arriva direttamente dalla questura di Pordenone, poi rientriamo in studio e magari commentiamo quanto adesso vedrete con l'amico Raffaele Padrone. Immagini che si commentano da sole. L'anno scorso, tra altre cose, noi avevamo presenti alla cerimonia con il capo della polizia che tornerà nei prossimi giorni, magari con l'inizio del nuovo anno, il dottor Gabrielli. Immagini che però vorrei commentare con l'amico Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Ben ritrovato, dottore, grazie per essere con noi. A voi. Anche buonasera perché tutti e due, insomma, gli agenti che quella dannata sera ha perso la vita erano dei suoi colleghi, li conoscevate molto bene, immagino. Ma non solo colleghi, ma anche amici d'infanzia, soprattutto con Santo, con cui ho condiviso le scuole elementari e tutta l'attività giovanile, fino alle ultime fotografie della prima comunione, e poi ritrovati in polizia tutti e due, insomma, quindi ripeto, con Santo c'era proprio questa lunga amicizia, e ricordo quella maledetta sera perché io stavo facendo il corso a Bolzano, era un sabato, perché di sabato i corsisti venivano a casa e quindi mi trovavo in sala operativa alla questura. Ci fu questa terribile chiamata dall'altra pattuglia in cui chiedevano l'ausilio di personale perché era successo il tragico incidente. Ricordiamo che i due colleghi stavano intervenendo a Cusano, proprio davanti a quelle stele che sono state poste lì grazie al questore di Pordenone l'anno scorso, e c'era un piccolo negozio di alimentari, per chi si ricorda, che faceva angolo. Bene, sono intervenuti prontamente, come il personale della Volante fa sempre, rischiando la propria vita, e quella sera azzardarono una manovra per arrivare prima, proprio nell'incrocio, e sopraggiungeva da Casarsa una corriera che travolse la macchina e
tolse la vita a due giovani agenti, oltre che amici, ripeto, colleghi. Quindi la rapina fruttò 500.000 lire, quindi pensate per cosa rischia la vita oggi un collega, quella volta parlavamo di lire, quindi 500.000 lire. Guardi, se le ricorda queste Madonna, chissà sì, quante volte l'ha viste. Dal vivo rendono una maniera abbastanza diversa. Ricordo come furono portati fuori i colleghi che erano stati buttati nel fosso, era una cosa straziante. Sì, arrivammo sul posto immediatamente, quanto ci vuole per noi arrivare a Cusano. Quindi quelle immagini me le ricordo. Qua in studio vedo che c'è anche Monsignor Angelo, e quindi fece lui i funerali, perché il nostro cappellano militare, quindi quella volta celebrò, se ti ricordi, i funerali, insomma. Quindi parliamo di 500.000 lire, 2 vite tolte ai genitori. 2 giovani vite, tra l'altro. Cioè, giovani, aveva avuto, guardi, 24-25 anni, il più vecchio, insomma. Situazioni davvero drammatiche. Raffaele Padrone è una testimonianza, no? Abbiamo ogni anno, no? Se la polizia poi ci manderà anche delle documentazioni, ogni anno noi ripercorreremo questa drammatica. Abbiamo intitolato anche, sì. Abbiamo intitolato anche la sala conferenze a loro due, avevamo intitolato la caserma di Viale Libertà ai 2 colleghi. Diciamo che in questa occasione vorrei ricordare anche altri colleghi che abbiamo perso a Pordenone. Finito il servizio, il collega andò a casa, è arrivato all'altezza del laghetto, anche questo fu travolto da un'autovettura che in sorpasso lo centrò pienamente in centro, e quindi poi abbiamo chiaramente altre 2 colleghe che sono deceduti sempre in servizio, ma per malattia. Ma comunque voglio dire che anche Pordenone ha purtroppo questi ricordi, che andrebbero ricordati più spesso. Quando dico che in aula di Senato, di Camera o di Parlamento non esiste un'aula intitolata a un poliziotto caduto in servizio, ad altri invece sì. Ad altri invece sì, E non aggiungiamo anche a terroristi, quindi lasciamo perdere questo discorso perché andremo per le lunghe. Certo. Raffaele, grazie, magari poi torneremo ancora su questo argomento. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, mi ha dato l'assist per presentare Monsignor Angelo Santarossa. Ben ritrovato, Monsignore. Allora, prima di parlare di presepi e polemiche, parliamo anche, insomma, del cappellano militare, il lavoro infausto, no, che ha nel celebrare purtroppo il rito funebre quando 2 colleghi purtroppo muoiono. Ecco, quella sera è stata una sera drammatica, no? E poi lei ha avuto il compito di officiare la funzione religiosa. Che ricordo ha? Io ricordo la presenza del comandante della polizia quella volta, e era presidente Cossiga, se non vado errato, che non si dimenticò delle vedove, perché una vedova che aveva 2 bambini lavorava a un negozio di famiglia a Casarsa, l'altra era disoccupata, mi autorizzò a chiamarlo dalla prefettura di Pordenone, lo chiamai e riuscimmo a sistemarla presso il distretto militare di Udine, l'altra mamma, perché ha dimostrato come era nel suo stile, che quando diceva una cosa il Presidente quella volta manteneva l'impegno. Quindi no, per me sono state tragedie che mi hanno fatto invecchiare anzitempo, perché io ero di casa, non solo perché era il cappellano, ma presso i carabinieri, le forze armate, i vigili del fuoco, e quando c'erano queste disgrazie, il primo ad accorrere e a dover qualche volta portare la notizia alle famiglie toccava a me. E ricordo che ho passato più di qualche notte insonne, ma rifarei tutto quello che ho fatto in questi anni. Sempre tragico andare a notiziare
Noi siamo andati a notiziare quella domenica mattina, bisogna ricordare anche i caduti a Udine, partì io con altri colleghi per andare a notiziare Gnolin a Roveredo, che c'era stato un incidente a Udine. A Udine, sì. I familiari del più giovane abitano ancora qui a Roveredo in Piano, certo. E ogni tanto vado ancora a trovare il papà e la mamma. Ecco. Abbiamo intitolato un'aula scolastica delle scuole di Roveredo alla memoria di Cragnolino, sì, che mi ricordo bene ancora in quel Certo. cognome. Ma molte volte si dimenticano l'operatività di chi sta sulla strada, il rischio, e io dico sempre, non si parla mai del fattore rischio che c'è. Abbiamo l'abitudine di dire ma tanto a Pordenone non succede mai nulla. Vabbè, è la volta buona che invece purtroppo succede. Vedete voi i fatti, insomma, a Pordenone certo. non succede mai nulla, e su questo il Dipartimento sbaglia quando deve fare le assegnazioni, ve lo garantisco, perché parla di una criminalità minore di quella di Napoli, ma cioè, voglio dire, non abbiamo neanche il numero di abitanti di Napoli. Siamo un quartiere Cioè, di Napoli, dai. Sì, un piccolo quartiere di Napoli. E allora se il Dipartimento continua a fare questi ragionamenti, noi non potremo mai avere un numero importante di arrivi, no? Sono stati festeggiati i 9 arrivi, ma dovremo festeggiare sicuramente all'interno del 2020 i 15 che vanno via. Sì, quindi il saldo è sempre negativo. Il saldo è sempre negativo, ma perché, direttore? Perché il Dipartimento fa questo ragionamento. Allora, invece, quando poi i dati del Ministero vengono stravolti perché ci dicono che i reati sono diminuiti e quindi ci portano a essere i primi della classe a livello nazionale, scusate, e allora se io non vado, perché il problema è che la gente ormai è stufa di andare a denunciare tante cose, tanti furti, perché ormai dice tanto questa è la giustizia, diamo questa impressione, si dà questa impressione. Se noi siamo al secondo posto o il primo posto della nostra provincia come benessere, spiegatemi perché uno dice io devo mandare 10 poliziotti in più a Trieste o a Pordenone, però poi ci dicono di fare le pattuglie e di raddoppiare il lavoro delle pattuglie, quindi è un po' il gatto, no? Dico sempre è un po' il cane che si morsica la coda. Esatto, dai. il cane o il gatto che si morde la coda. Andiamo invece a parlare con Monsignor Angelo Santarossa di presepi, no? Il simbolo, no? Della tradizione, il simbolo della cristianità. Ecco, non sono mancate anche quest'anno le polemiche, però. Sì, ho assistito anche ieri sera quando hanno detto che fare i presepi nelle scuole è una inaudita violenza, dimenticandoci che sono gli organi scolastici che decidono se fare o non fare il presepe. Non deve interessarsi la politica o i politicanti in queste cose. Se vengono anche a fare questo, allora non accusino la Chiesa di intromettersi nei doveri o nei diritti dello Stato, ma rispettino le persone che hanno queste convinzioni. E io ho una collega, un'amica a Padova che insegna nella scuola elementare e dice: io ho 2 musulmani a scuola, a darmi una mano a fare il presepe sono proprio stati questi 2 bambini. Non è che facciamo un torto a chi non è cristiano o credente, non sono loro che si oppongono al crocifisso o al presepe, è la nostra ignoranza o la nostra poca intelligenza che andiamo a creare problemi dove i problemi non ci sono. Come dire a un padre di famiglia: tuo figlio non deve fare il presepe. Lasciamo stare che le cose vengono fatte secondo una saggia e saggissima tradizione cristiana. Non eliminiamo anche questi simboli del cristianesimo. Dovremmo eliminare tutte le opere d'arte che ci sono in Italia, perché quasi tutti i grandi artisti hanno realizzato allora facciamo anche questo e dopo vogliamo che vengano qui i turisti a vedere che cosa li facciamo vedere. Io credo che forse non è neanche giusto parlarne. Per esempio, lo fa chi vuole, quando vuole, come vuole, e noi rispettiamo quella che è la volontà delle persone. Vorrei aggiungere solo una cosa.
L'altro ieri è stato San Nicolò, domani è Santa Lucia, fra un pochi giorni ci sarà Babbo Natale, poi ci sarà la mamma Befana, quindi cari genitori, nonni e bisnonni, mettete mano al portafoglio perché i vostri figli, i vostri nipoti vogliono il regalo e non fateli un regalo di 2 soldi perché ve lo tirano in faccia. Ho visto l'altro giorno in un negozio qui di Pordenone una mamma che è andata a informarsi perché voleva comprare un regalo per il bambino e si trattava dell'ultimo modello di quell'aggeggio che il mio direttore tiene lì, che costa 1.000 euro, costa 1.000 euro. Cari genitori, no, regalatevi qualche cosa che gli serve per vestirsi o per andare a scuola o per la scuola, ma non fate questi regali, sono soldi buttati via. Teneteli da parte magari per prendere una medicina o qualche cos'altro. Ai bambini si regalano le cose semplici, una volta ci mettevano 2 carobole, 4 stracacanasse e 2 mandarini ed era quella del regalo di Santa Lucia. Noi credevamo che veniva di notte o Babbo Natale, era il papà e la mamma. Adesso hanno scoperto loro stessi che non è vero che arriva Babbo Natale. Però dai, è la magia, dai, la magia, lasciamo... No, facciamo, non è la magia. Roviniamo... Esatto, il regalo ce lo facciamo noi che facciamo il regalo. Il bambino è talmente oggi sveglio e intelligente che se non gli si compra quello che vuole lui, gli fa piacere a lui non ne importa niente del nostro regalo. Noi ci facciamo un regalo quando regaliamo qualcosa a qualcuno e regaliamo qualche cosa a qualcuno che non ce l'ha e forse questo è anche una cosa buona. Ma per quanto riguarda poi gli auguri per Natale ve li farò, se Dio vuole, giovedì prossimo. Certo, ci mancherebbe. Grazie allora, Monsignor Angelo Santarossa, ci vedremo nei prossimi appuntamenti. Lei deve fare... No, volevo solamente dire questa cosa, per gli auguri anch'io mi associo per la prossima settimana, però portare sempre rispetto agli uomini in divisa, questo dovete insegnarlo ai vostri figli e ai vostri nipoti, il rispetto, perché sono quelli che rischiano la vita, certo, anche per 500, quella volta 1000 lire, ma magari anche per 100 euro. Grazie anche allora a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Giocattoli irregolari senza etichettatura, multato un ambulante di Udine, anzi di Pordenone, scusate, i controlli sono stati eseguiti dai carabinieri.